Buongiorno, io sono Vez e bentornati in questa nuova puntata di Pillole di diritto. Sigla! Oggi parleremo del reato di alto tradimento che prevede la nostra Costituzione. Andiamo però a capire di che cosa si tratta contestualizzandolo. Partiamo con la nostra doverosa premessa. Chi può essere accusato di questo crimine? Il Presidente della Repubblica. Per capirci, Sergio Mattarella, quel simpatico uomo con gli occhiali, molto pacato, capelli bianchi, in foto. Il Presidente della Repubblica, come abbiamo visto anche per i parlamentari, gode però dell'immunità, che è prevista della Costituzione. Nell'articolo 90 dell'immunità abbiamo parlato nel precedente episodio, che trovate qui in alto a destra se ve lo siete perso. Rispondiamo ad una domanda che mi è stata fatta riguardo l'altro video. I parlamentari e Sergio Mattarella, che è Presidente della Repubblica, godono di un'immunità che però viene a cadere nel momento in cui non stanno ricoprendo le loro funzioni. Quindi tutte quelle cose fatte extrafunzionali, diciamo tra molte virgolette, prevedono le regole che segue qualsiasi altro cittadino. Ad esempio, il nostro Presidente della Repubblica abita al Quirinale. Se un domani dovesse uscire dal Quirinale, andare al primo mercato che trova e rubare 2 mele, viene incriminato come qualsiasi altro cittadino, non sta facendo le sue funzioni di Presidente della Repubblica. Andrà quindi in tribunale e si dovrà difendere senza che il Parlamento possa evitare questo processo. La storia però è diversa se sta effettivamente conducendo il suo lavoro di Presidente della Repubblica. Quindi nelle sue funzioni è immune da qualsiasi tipo di accusa tranne 2. Questi 2 reati sono attentato alla Costituzione e alto tradimento. Si usano proprio queste parole nella Costituzione per prevedere questi reati. La cosa curiosa però è che questi 2 reati non vengono descritti né nella Costituzione né nel Codice Penale. Quindi ad oggi, il video dovrebbe uscire circa 11 febbraio 2020, non si sa che cosa dovrebbe fare il Presidente della Repubblica per essere incriminato di questi 2 reati. Tutto quello che si sa è come si fa a mettere in stato di accusa il Presidente della Repubblica, cioè con la maggioranza assoluta del Parlamento. E attenzione, si parla in questo caso di Parlamento in seduta comune, quindi tutti quanti si riuniscono sia Camera che Senato. Piccola chicca molto curiosa, si riuniscono tutti quanti nella Camera dei Deputati perché è banalmente la più grande. Nel caso in cui la maggioranza assoluta di senatori e deputati votino per mettere in stato di accusa il Presidente della Repubblica, a quel punto chi giudica è la Corte Costituzionale. La cosa interessante è che nel nostro ordinamento vige il cosiddetto principio di legalità dei reati e delle pene. Questo principio inserito in Costituzione dice semplicemente che ogni reato e ogni pena, ogni reato penale ovviamente, va inserito dentro il codice penale, va ampiamente descritto. Il cittadino quindi deve poter conoscere esattamente quando una situazione è reato e quando no, e soprattutto qual è la pena per quel determinato reato. Quindi non troverete mai dentro il codice civile scritto semplicemente furto, c'è proprio una descrizione di che cos'è un furto. Indovinate quali sono gli unici 2 reati non descritti? Esattamente i nostri 2 protagonisti del video: alto tradimento e attentato alla Costituzione. Secondo l'opinione più accreditata, non è descritto perché prevede qualsiasi comportamento che sia atto a mettere in crisi l'esistenza stessa dello Stato. Bene, questo era tutto quello che avevo da dirvi su questi 2 reati, però negli scorsi episodi mi sono arrivate tante domande, quindi ad alcune voglio rispondere proprio in questo video. Che cosa succede nel momento in cui il Presidente della Repubblica si ammala e non può promulgare una legge? La risposta vi lascerà con un certo sorriso, spero. A sostituirlo è il Presidente del Senato, per oscuri motivi. Questo specifico caso si applica solamente per interdizione temporanea, quindi una malattia non grave del Presidente della Repubblica, oppure quando il Presidente della Repubblica è a fine mandato e se ne deve eleggere un altro. Quindi, prevedendo la prossima domanda, che cosa succede se il Presidente della Repubblica si ammala di un male grave che gli impedisce di fare le sue funzioni? Ad esempio, domani Mattarella entra in coma, cosa succede? So che non frega niente nessuno. A questo punto la nostra Costituzione ci impone di eleggere un nuovo Presidente della Repubblica, nonostante quello scorso sia tecnicamente ancora in carica per il momento e non sia morto. E questo perché? Perché si vuole evitare che il Presidente della Repubblica, il ruolo istituzionale di Presidente della Repubblica, rimanga vacante per troppo tempo.
Bene, per questo video è tutto, io spero che vi sia piaciuto, come sempre vi invito a mettere like, commentare, condividere, iscrivervi, attivare la campanellina e tra poco appariranno dei riquadri con altri miei bellissimi video, quindi andate a guardarli. Auguro infine a tutti voi, concittadine e concittadini italiani, un felice inizio anno, perché non posso garantire niente per i giorni che verranno dopo.